Rieccoci, Primus Inter Pares, puntata straordinaria con il governatore del Veneto Luca Zaia. Lo sto stremando oramai, però siamo quasi arrivati alla fine. Vabbè, cominciamo. Lavoro, giovani in Veneto, è la regione che ha meno problemi di tante altre, però un problema c'è, credo siano 170.000 disoccupati, più o meno mi aiuti se dico dei numeri che non sono è esatti. Corretto. E com'è la situazione? Guardi, allora, il tema è che noi la crisi l'abbiamo subita e l'abbiamo anche sentita e la sentiamo. Non serve che stia qui a indicare i prezzi che so dell'immobiliare che è sostanzialmente ridotto del 40-50%, le difficoltà di molte imprese. Crescono le imprese che hanno un mercato internazionale. Chi ha un business domestico, cioè italiano, è in grossa difficoltà. E c'è da dire che abbiamo 170.000 disoccupati. Parlando di giovani, su 4 giovani sotto i 30 anni, 1 è disoccupato, 2 sono precari, il terzo lavora. Vuol dire che 3 su 4 vivono la tragedia della precarietà o della disoccupazione nel mondo del lavoro sotto i 30 anni. Abbiamo anche dei meno giovani che sono altrettanto problematici, che sono gli over 50. C'è chi ha più di 50 anni che esce dal processo produttivo perché viene licenziato, perché l'azienda ha difficoltà e non riesce più a integrarsi, perché comunque per il mondo produttivo spesso viene ritenuto una risorsa che non è più una risorsa. Questa è la vera preoccupazione. Siamo la regione, nonostante i 170.000 disoccupati, che ha minor tasso di disoccupazione in Italia, 6,6%, cioè su 100 cittadini solo 6,6 cittadini in età lavorativa, solo 6,6 in questo momento non lavorano. Siamo stati la prima regione in Italia, lo dicevo l'anno scorso, l'ho detto spesso durante la campagna elettorale, ad avere riconosciuto i finanziamenti per il mondo del lavoro, il Fondo Sociale Europeo. Sono 604 milioni di euro. Noi siamo stati i primi in Italia per finanziare questo piano straordinario per il lavoro. Certo è che il lavoro non prescinde da un mercato e il mercato non prescinde da un sistema fiscale. Il total rate tax, che è la tassazione globale in Italia, è del 68,5%, la media europea è del 46%. Vuol dire che il negoziante di Padova al mattino, quando alza la serranda, sa già che ha 22 punti percentuali di sfida da vincere rispetto ai suoi colleghi tedeschi, spagnoli o francesi, cioè di costi aziendali in più. Quindi i nostri non sono solo imprenditori, sono degli eroi. Ma si può ridurre la tassazione, questa è la vera sfida. Per rilanciare l'economia bisogna ridurre la tassazione e fare in modo che il lavoratore ha un costo doppio rispetto a quello che costa lui, quello che percepisce, cioè lo stipendio percepito è la metà rispetto a quello che costa l'azienda. Quei soldi devono andare tutti in mano al lavoratore. Allora, in questo senso, dove si vanno a trovare le risorse? Abbiamo 30 miliardi di sprechi. 30 miliardi finanzierebbero un abbattimento della pressione fiscale, finanzierebbero quella che noi chiamiamo flat tax, no? La tassa piatta, no? Per tutti. Cioè di dire paghiamo un 15% tutti di tasse, io ci aggiungo se evadi ti metto in galera, non stiamo qui a discutere con tutti gli avvocati e partiamo, cioè le mega multe dell'Agenzia delle Entrate, no? 100 milioni di multa e poi vai a vedere il consuntivo, cioè se la risolvono con una milionata, grossi gruppi, cioè, sono questi, le dimensioni sono queste, cioè un cinquantesimo, un sessantesimo, un centesimo della multa in epigrafe. Allora io dico, facciamo in modo che ti arresto, ti metto in galera, butto via le chiavi e ti interdico anche da ogni possibilità di fare business. Allora io dico, a quel punto c'è una tassazione bassa, a nessuno conviene più evadere, ci continuano a dire che ci sono centinaia di milioni di evasioni, si parla di 120-130 milioni all'anno miliardi di evasione. A questo punto a chi conviene evadere se si paga 15 ma lo fanno, cioè si fa fare la ricevuta anche per le caramelle? Assolutamente. Faccio una domanda che è una domanda e una curiosità anche mia. Torniamo al lavoro dei giovani. Vai in giro per il mondo, lei è un uomo che ha girato, vai a Berlino, vai a Londra, vai a Parigi, ti accorgi che ci sono, specialmente a Berlino per non dire Londra, ci sono parecchi ragazzi giovani italiani che vanno e dicono che sono le eccellenze. La fuga dei cervelli. No, la fuga dei cervelli, che poi proprio non è così, Luca Zaia. Guardi, sfonda una porta aperta. Ecco, vanno e ti accorgi che entri in un ristorante a Londra. Sono tutti là. Italiani.
ma tanti veneti, e Conegliano poi dalle sue parti, sono tanti, hanno aperto gelaterie anche a Berlino e li ho conosciuti. Vai a Berlino, italiani, vai a Parigi, italiani, e poi so che a Londra ci sono dei ragazzi che vanno a fare i camerieri, addirittura i genitori in Italia devono mandare soldi perché il costo della vita è molto alta. Poi vado in un bar in Italia e mi accorgo che sono, con tutto rispetto, rumeni, albanesi. Mi domando, ma c'è qualcosa che non quadra? Allora, io dico, questi ragazzi fanno benissimo andare in giro per il mondo. Lingua, certo. L'esperienza internazionale, l'apertura mentale che ti riporti a casa, e la lingua, se vai in un paese nel quale magari si parla inglese, perché oggi proporre un curriculum ma non è la fuga di cervelli allora, senza l'inglese, no, ma infatti io le do ragione, perché è una considerazione che io faccio spesso quando incontro i ragazzi. Poi ci sono dei cervelli che hanno, che per qualità uniche che hanno, vengono, ce li rubiamo, no? Io penso al mondo della medicina, cosa sta accadendo anche qui da noi, i più bravi cerchi di portarli via, il più bravo ingegnere, eccetera. È normale. Però la quasi totalità va a fare un'esperienza di vita, e questo è positivo. Lei giustamente ha posto una questione, però io dico, fa più figo lavare i bicchieri a New York che magari nel mio paese, che è un paesino che è Bibano di Godega, e uno dice, vabbè, magari a New York a sera faccio anche qualcosa di diverso. Ma questo è insito nei giovani. È l'idea che si è voluta dare per massacrare il mercato del lavoro, cioè di far credere che tutti se ne scappino perché in giro per il mondo, guardi, le faccio un esempio ed ho chiuso. Io ho un ragazzo che ha lavorato con me 4-5 anni, borsa di studio, laureato, allora prese 5-6 anni fa 15.000 euro addirittura di premio per quanto bravo era, un ragazzo molto creativo, bravo e tutto. A un certo punto si licenzia, va via, e quindi mi ha seguito il ministero, è venuto in regione e tutto, era nel mio staff dell'ufficio stampa, va via e mi dice, guarda, vado in Australia. Ok, è un ragazzo che ama viaggiare. Me lo rivedo dopo 6 mesi sulla pagina del locale del quotidiano locale della mia zona, perché è un trevigiano sto ragazzo, con vestito da casaro, con la mozzarella in mano. E su una fuga di cervelli, fuga di cervelli. Ma se è andato via da me e prendevi 1.500 euro al mese e avevi una carriera già impostata, se sei andato a fare il casaro in Nuova Zelanda perché hai fatto una scelta di vita, ma l'hai fatto, poi è venuto a trovarmi 2 mesi fa, per cui mi ha detto, beh sì, l'ho fatto poco tempo e poi ho continuato a girare, sono andato in India, in Australia. Come si vende una storia, no? È vero. Allora uno che vede dice, cavoli, qua non trovava lavoro, laureato, fuga del cervello, ha dovuto ridursi a fare il casaro. No, lui ha detto, io sono a fare esperienza. Certo, è vero, è vero. Poi un po' c'entra anche un po' l'educazione anche dei giocatori in certi casi, che non è sicuramente delle migliori al giorno d'oggi. Vabbè, allora ritorniamo, andiamo a parlare delle banche. Il Veneto, il problema delle banche ormai lo conosciamo, detto, ridetto, molti investitori hanno perso tantissimi soldi, tantissimi sono andati addirittura, lasciamo stare dove sono andati, perché davvero sarebbe da farne un libro. Andiamo a vedere questo servizio, poi parleremo, perché questa mattina c'è stato anche qualcosa di importante a Messa per quanto riguarda Veneto Banca. Andiamo a vedere. Non sussistono i presupposti per garantire il regolare funzionamento del mercato. Con queste parole, in una nota è stato annunciato che Borsa Italiana non ha approvato la quotazione in borsa della Banca Popolare di Vicenza. È il triste e prevedibile epilogo che arriva dopo che si era già consumata quella che alcuni avevano definito la grande truffa, il grande gioco di prestigio con il quale si è riusciti a mandare in fumo, azzerare, volatilizzare i risparmi di una vita di migliaia di privati cittadini, pensionati, aziende e imprenditori. La decisione di Borsa Italiana è stata presa dopo l'esame dei risultati dell'offerta. In particolare la Popolare di Vicenza avrebbe avuto un unico soggetto, il Fondo Atlante, in possesso del 91,72% del capitale sociale, 10 investitori istituzionali col 5,07%, di cui il 4,97% da un unico investitore, Mediobanca, indicato come non computabile ai fini del flottante, il residuo 0,1% dai restanti 9 investitori. Il pubblico indistinto avrebbe invece detenuto lo 0,36%, gli azionisti preesistenti il 2,86% del capitale sociale post offerta globale. Per effetto del no di Borsa Italiana l'offerta decade, Atlante si accolla l'intero importo dell'operazione pari a 1,5 miliardi di euro, diventando azionista di controllo con le azioni sottoscritte a 10 centesimi di euro ciascuna. Atlante ottiene il 99,33% del capitale, mentre gli attuali azionisti circa lo
0,67% del capitale. Con l'aumento di capitale si garantisce la salvezza della banca, dei suoi correntisti e obbligazionisti. Il fallimento del tentativo di quotazione in borsa invece ha come conseguenza diretta che le azioni detenute dai circa 118.000 azionisti ormai non hanno purtroppo più alcun valore. Questo è il risultato di oltre un decennio di cattiva gestione dell'istituto, che si è consumata sotto il naso di 3 governatori di Banca Italia, nel silenzio degli organismi di controllo che dal 2008 in poi hanno glissato sulle denunce e gli esposti presentati dalle associazioni dei consumatori come l'Adusbef. Tutto ignorato anche il trattamento speciale riservato ai risparmiatori, con il valore gonfiato dei titoli illiquidi e i metodi intimidatori per diventare azionisti, pena magari la mancata concessione di prestiti, mutui, fidi. Ma ormai questa è storia passata. Oggi ci sono quasi 5.000 reclami presentati dalla clientela della Popolare di Vicenza, che tenta complessivamente di recuperare oltre 1 miliardo di euro. Abbiamo intitolato Caos Banche, Luca Zaia, e credo che davvero sia un tema scottante. Io faccio una domanda che poi è banale, è una domanda davvero, le banche vanno in difficoltà, le banche prendono dei soldi ai risparmiatori e fanno quello che vogliono, lo Stato interviene e dà una mano. Un imprenditore che ha bisogno, lo Stato non dà una mano. Non c'è un po', diciamo, dicono che senza le banche un paese non va avanti, tutto vero, però qualcosa non quadra nemmeno qui. Sì, diciamo che qui la situazione è una situazione drammatica, no? Abbiamo 2 banche, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che hanno circa 205.000 azionisti, 118.000 che avete citato voi prima, più gli altri, comunque fa 205.000. E dico che eravamo davanti a delle banche non quotate, cioè vuol dire che la quotazione non era una quotazione di mercato fatta dall'incrocio della domanda e dell'offerta, ma era stabilita guardando i bilanci. Quindi ogni anno si fa l'assemblea, dico delle banalità, ma non sono banalità per tutti. E ogni anno si va in assemblea, l'assemblea non è che serve per fare il buffet alla fine e bere un prosecco, l'assemblea serve per stabilire il valore delle azioni in base al bilancio che ti proiettano. E dico, allora, premesso che è bene cercare le responsabilità, se ci sono delle responsabilità, e colpire gli responsabili, ma io mi sto chiedendo, lo chiedete anche voi fra l'altro indirettamente nel servizio, siccome ogni anno c'era il bilancio, e bilancio, in base ai numeri di bilancio si dava origine a un valore dell'azione, mi chiedo chi è che controllava? Cioè, qui sono mancati i controlli, o peggio, chi doveva controllare non si è accorto, vuol dire che non era preparato per controllare. Cioè, se noi passiamo da 60 euro a 0,10 centesimi, cioè, non è che, cioè, vuol dire che tu hai valutato una roba che non vale niente. Cioè, da 60 euro a 0,10 centesimi vuol dire che se portano lì me e lei a controllare, debbono dirci, guarda, sto tavolino qua e costa 60 euro. E dopo qualcuno ci viene e dice no, costa 0,10, cioè allora se costa 0,10 è di cartone, che cos'è? Cioè non è di legno, forse non esiste neanche il tavolino, forse qualcuno ci ha dato droga, qualcosa. O qualcuno se l'è portato via. O qualcuno se l'è portato via, non esiste più nulla. Cioè lei capisce che è difficile dare una giustizia, io lo dico da azionista, sa. Cioè, perché voglio anche dire, ripetere, che queste banche sono state gestite dal mondo, dalla società civile, dalle associazioni di categoria, ricordiamocelo, dai illustri rappresentanti, che adesso venga fuori che è colpa della politica, certo. Che è colpa della politica, anzi hanno anche detto, guardi, io 3 anni fa sono stato attaccato nella mia banca Popolare e la Veneto Banca, mia banca del mio territorio, io ero socio di sono socio di tutte e 2 le banche, non ero, sono socio e non ho venduto le azioni prima. E sono stato attaccato e ho detto, ma non varrebbe la pena che cominciate a pensare di fondervi? Apriti cielo! C'è il malato che cura il medico, sono banche sane, noi non abbiamo... Dopo un anno è crollato tutto. Però ripeto, da 60 o 39 o 40.5 come l'altra a 0,10, cioè vuol dire che noi ci abbiamo visto un film che non esisteva. È inquietante quello che accade. Per cui io dico, è fondamentale che si faccia chiarezza. Poi siamo anche l'ironia della sorte per un altro aspetto, nessuno ha considerato in questi giorni. Popolare di Vicenza non va in borsa. Era esattamente l'istanza che hanno presentato alcuni dei comitati. E vedono esattamente, siccome io ho votato per la quotazione delle banche, perché penso che almeno il mercato dia una spronata, cercando di capire, è esattamente quello che accade, cioè abbiamo le azioni che non valgono più niente e non possiamo neanche venderle.
adesso, perché chi le compra se non c'è un mercato? Ah beh, assolutamente. Quindi anche qui si vede... E quindi cosa succederà? Ma sai, io penso, adesso vedo, Popolare Vicenza non si è fatta l'azione di responsabilità, Veneto Banca non so come siano andate, come andranno le cose, eccetera. Io penso che c'è un livello civilistico di codice civile, no? L'azione di responsabilità viene proposta dal Consiglio di amministrazione all'Assemblea dei soci. Ma poi ce n'è anche un'altra di natura penale, cioè le procure stanno indagando. Io ho fiducia nella magistratura, ma non perché sia giustizialista, sa? Non lo sono mai stato, neanche con i miei peggiori avversari, ma perché si faccia chiarezza. Perché io non riesco a dare una spiegazione, ma non me la do neanche io, come si possa passare da 60 a 0,10 e dire che i bilanci erano tutti certificati. Sa, se fossimo passati da 60 o da 45 certo. di Veneto Banca a 30, a 25, uno dice sì. Cioè, anche la casa che ho comprato vale il 40% in meno, ma da 60 euro a 0,10 vuol dire che è una presa in giro. Cioè una presa in giro. Cioè e quei pori cristi di investitori? Ma guardi, vorrei ricordare che quasi l'80% degli investitori ha meno di 10.000 euro. Cioè è povera gente che ha messo magari tutti i risparmi della vita. Lei dovrà vedere quanti pensionati mi chiamano, mi contattano, operai. Gente che fra l'altro era convinta di impegnarsi tutto lì perché gli era sicuro, era il porto sicuro per i veneti. Ma perché, un'altra domanda abbastanza banale e semplice, ma perché io imprenditore non pago lo Stato mi manda Equitalia, la banca non paga a me e noi paghiamo addirittura i debiti della banca e ne viene fuori addirittura con i dirigenti che prendono la liquidazione, prendono tanti soldi, ma non riesco a capire perché non c'è una giustizia almeno in questo. Guardi, io ho contestato il bail-in, no? Il bail-in che cos'è, certo. Per chi non lo sa. Se la banca fallisce pagano i soci, cioè vengono azzerate le azioni. Di fatto qua abbiamo banche con le azioni azzerate, quindi è un pre-bail-in, no? Pre-bail-in, brutto termine. Sì. Diciamo che si è evitato il bail-in, si è evitato il fallimento, ma si è portato a zero comunque il valore delle azioni. Quindi le banche non sono fallite, al momento giuridicamente e tecnicamente non sono fallite, però hanno azzerato le azioni. Quindi azzeramento, il bail-in cosa prende? Azzeramento azione, azzeramento obbligazioni della banca e azzeramento cassa, cioè i risparmi dei correntisti fino a concorrere alla cifra di 100.000 euro. Cioè al di sopra di 100.000 euro ti spazzolo tutto quello che è in conto corrente, al di sotto no. Io dico, ma perché devo... innanzitutto tu mi applichi delle regole a gioco iniziato, perché se io sapevo che c'era il bail-in magari non mi compravo le azioni, no? Perché so che rischio a comprare azioni, adesso lo so, non le compro più. Però il vero termine qual è? Che non è corretto che io paghi per i danni di un'impresa. Cioè alla fine io sono un cliente dell'impresa. Certo. Sì, sono azionista, ma che ruolo ha l'azionista? Cioè alla fin fine c'è qualcuno che non ha controllato, ripeto, passare da 60 a 60 euro 10 centesimi, siamo andati no a spanne. Al disastro totale. Vabbè, siamo arrivati in conclusione, adesso vi permetto, metto via la scaletta e le faccio 2 o 3 domande così. La cosa che le dà più fastidio e che le ha fatto più piacere da governatore? Guardi, la roba che mi dà più fastidio è la disumanità, le persone che non hanno umanità, io lo dico sempre ai miei collaboratori. Infatti io mi prendo a cuore il tema della sanità, perché nella sanità la stragrande maggioranza degli operatori sono persone per bene, però vedo sempre che quando abbiamo un problema non è un problema tecnico, di professionalità, è sempre un problema di mancanza di umanità, perché poi alla fine molti cittadini hanno bisogno di un po' di cortesia, di disponibilità, cose che spesso non accadono. La cosa che mi ha fatto più piacere è che faremo il referendum per l'autonomia. Senta, nel parlare, nel fare domande, io avevo ancora l'intervista della gente sulle banche, le vuole vedere cosa pensa sulle banche? Così vediamola. Allora andiamo a vedere l'intervista della gente sulle banche, perché volevo già fare le domande di chiusura, perché abbiamo già oltrepassato il tempo, vediamole. Lei si sentirebbe sicuro ad investire in azioni bancarie? In questo momento no, ma per quello che sta succedendo anche dalla situazione economico italiana con queste banche che comunque alla fine si stanno comportando in maniera tale che il cittadino non ha neanche più fiducia in loro, con tutte le cause che ci sono per usura, anatocismo. Quindi figuriamoci se il cittadino, i pochi risparmi che ha, li va a investire in obbligazioni bancarie. Ora come ora non lo so, perché le banche purtroppo non danno molta affidabilità ai nostri risparmi, quindi quello che è successo è già un po' eclatante come situazione, quindi non avere tanta fiducia alle banche. Investire sul mattone o sull'oro o cose preziose, cose che nel tempo avranno sempre un valore.
l'assicurazione del capitale, almeno come so io in Germania, è solo 100.000, solo 100.000 è garantito, allora tutto il resto è perso. Se succede qualcosa è più sicuro comprare oro. In questo momento non tanto, a livello di rendimenti è sempre difficile trovare dei rendimenti soddisfacenti e ove siano è sempre molto rischioso. Mi sarei fidato di più 15 anni fa. Sì, dipende da che banca, ci sono banche più solide, banche meno solide, basta informarsi un po', penso. Quindi si può ancora investire? Penso proprio di sì, se no andiamo in malore tutti quanti, se non si può investire nelle banche. No, in questo momento no, direi, perché la situazione è un po' critica, per cui è un rischio, quindi se uno ha tanti soldi da rischiare, ma per chi ha qualcosa magari non va a rischiare su un'azione, penso, insomma. Ai tempi indietro conveniva? Come indietro sì, ci sono stati momenti, periodi buoni, adesso sinceramente no, non investirei. In che cosa sarebbe il caso di investire ad oggi? Una volta erano anche le abitazioni, le case, ma anche quelle adesso anzi sono diminuite, per cui sinceramente non saprei. No, di certo no, neanche il fondo Atlante. È rischioso, non è questione di conveniente o meno, dipende da uno che cosa vuole fare dei propri soldi. Comunque le banche per lei sono sicure in questo momento? Beh, alcune direi di sì, le più grosse immagino e spero che sia così, poi per il resto no. Ecco, praticamente nell'ultima intervista diceva quello che ha detto lei, prima governatore, che se le banche si fondevano in un periodo molto probabilmente non sarebbero arrivate a quello che sono arrivate ora. Guardi, io non ho la sfera della verità, però se ho avuto l'ardore di iniziare questo dibattito e prendermi una vagonata di insulti un po' da tutti 3 anni fa, penso che magari se avessimo iniziato questo percorso saremmo stati obbligati ad esempio a guardare dentro i bilanci, perché quando 2 banche si fondono qualcosina veniva fuori. Evidentemente molto probabilmente c'era anche questo problema, che andare a fondersi voleva dire guardare i bilanci. Ritornando invece, siamo in conclusione, la cosa positiva, negativa me l'ha detto, quella positiva me l'ha detto? L'autonomia sicuramente, e adesso io ci ho fatto, assieme alla mia squadra abbiamo fatto un sacco di robe, la riforma della sanità, ristrutturazioni, adesso non mi faccia elencare tutto, perché potrei elencare, stiamo lavorando per il treno delle Dolomiti, abbiamo introdotto l'orario cadenzato dei treni, stiamo portando avanti, per ogni settore insomma le potrei dire le eccellenze, però l'autonomia è un obiettivo che ci tiene moltissimo. No, io volevo fare una conclusione un po' diversa. Quel cavallo, quando lei ha iniziato a fare il governatore in Veneto, io ricordo, sono venuto a una conferenza a Venezia e c'era qualcuno, quella storia di quel cavallo benedetto, cos'era che gli aveva detto che l'aveva portato via, non ricordo bene com'era quella faccenda. Come è andata a finire poi? Quella è una emerita puttanata, posso dire una parolaccia, un'emerita puttanata. Allora, succede che da ministro mi fanno la consegna di un puledro, fra l'altro posso anche garantire che non ha neanche fatto, non ha neanche corso, sì. No, non ha fatto niente proprio. Io ho ricevuto la cappezza, l'ho riconsegnata, ho detto io non posso accettare sto cavallo e l'ho lasciato dov'era. C'è sempre qualche cretino che va a inventarsi che io ho portato a casa a cavallo, ho fatto un cavallo da trotto, non so cosa farmene, oltretutto, perché io non è che puoi andare per i campi col cavallo da trotto. Cioè, non l'ho neanche, guardi, io l'ho visto, l'ho visto 5 minuti quella sera da ministro e poi l'ho lasciato lì. Lo sa perché gliel'ho chiesto, perché quando l'ha raccontata, 5 anni fa oramai, credo che di più, ero presente e come la raccontava mi sono divertito ad ascoltarla, allora volevo ricordarvi se era successo qualcosa. E facciamo un giochetto, Luca, siamo nella torre, c'è Berlusconi, c'è Grillo e c'è il presidente del governo Renzi, chi buttiamo giù per primo? No, mi butto io. No, lei scappo. Deve buttarle giù lei uno. No, guardi, no. No, il gioco della torre non l'ho mai fatto, anche perché penso che tutti abbiano diritto di vivere. Ma non si fa male. Sono un pacifista. C'è un materasso sotto. Sì, ma io penso che tutti invece debbano esprimersi in quella torre. Penso che i cittadini siano assolutamente intelligenti e, come ha detto lei prima, preparati poi per fare le valutazioni. E quindi lasciamoli tutti lavorare e farsi conoscere. Lo butto giù adesso l'ultimissima, siamo in conclusione, libero di farla in qualsiasi campo, prima di concludere il pensierino della sera di Luca Zaia. Intanto un ringraziamento a voi per questa disponibilità e anche, come si può dire, perché i cittadini poi non lo sanno, ma diciamolo, per quanto avete
seguito questo incontro, io sono a ringraziarvi, tra l'altro sono anche favorevolmente stupito e un complimenti anche a chi ha preparato tutti i servizi, perché ho visto che avete preparato bene il servizio. E pensierino, noi abbiamo tutte le carte in regola per iniziare seriamente questo percorso di autonomia, perché autonomia poi vuol dire sanità, autonomia vuol dire lavoro, autonomia vuol dire scuola, autonomia vuol dire un sacco di cose. Ovvio che se uno guarda la legge oggi e dice Zaia di cosa sta parlando, ma qualcuno deve iniziare questo percorso e per la prima volta nella storia abbiamo la possibilità di farlo con serietà. Quindi questo è il pensiero, lascio tutti con questo pensiero, dobbiamo andare in tanti a votare e in tanti a dire sì. Grazie e buonasera Governatore Luca Zaia. Buonasera a tutti. Buonasera.